Buongiorno a tutti, buona domenica 12 dicembre 2021. Oggi è domenica, una bella giornata, fuori c'è anche un bel sole, devo dire la verità, qui a Roma. Sono 6-7 gradi fuori, quindi fa abbastanza fresco, però diciamo che a Roma è una bella giornata, quantomeno non piove per ora. Per ora non ci è dato da sapere dopo se pioverà. Ovviamente tutti i servizi meteorologici dicono che oggi dovrebbe essere nuvoloso, ma in teoria non dovrebbe piovere. Poco ci interessa a noi, visto che noi dobbiamo fare oggi un doppio unboxing. Doppio unboxing perché? Perché ci abbiamo da aprire questo pacco un po' grande e quest'altro pacchettino, ok? Sotto c'è ancora il bustone della discoteca laziale. A proposito di discoteca laziale, la discoteca laziale sta facendo delle belle offerte durante tutto il periodo dal 1 al 24 dicembre. Praticamente andate sulla loro pagina Facebook perché hanno il calendario dell'avvento. Sono tutte offerte che partono da mezzanotte fino alle 23:59. Ogni giorno c'è un'offerta diversa che vale per 24 ore. Ok? Quindi vi invito ad andare sulla pagina della discoteca laziale su Facebook a cercare il calendario dell'avvento, oppure su Google scrivete calendario avvento discoteca laziale, vi manda direttamente sul loro sito, proprio sulla pagina del calendario dell'avvento. Loro hanno fatto 24 offerte per 24 giorni. Ok? Detto questo, andiamo avanti. Dobbiamo aprire questo che non contiene un vinile, non contiene due vinili, non ne contiene 10, non contiene vinili. Ok? E io direi di partire da questo perché praticamente mentre poi vediamo mentre questo sta al lavoro, possiamo poi fare aprire quest'altro pacco e possiamo vedere anche tante altre cose che ho in serbo da farvi vedere durante questa live. Ok? Quindi coltellino rosso come al solito e facciamo un unboxing un po' insolito che io non ho mai fatto da Amazon. Eccoci qua, noi tagliamo, sempre massima attenzione, sempre massima attenzione, un attimo. Vedete, piano piano, tanto lo scotch che sta qui è leggero, ok. L'imballo come sempre di Amazon è fatto molto bene. Eccoci qua, c'è sempre la carta come vedete e poi eccoci qua. Allora, a questo punto la scatolona la buttiamo là. Come potete capire, questo non è una scheda madre, attenzione, Intel Inside. Qua ci sono tutte le spiegazioni, adesso le leggiamo insieme. Marca Asus, qua anche c'è il dettaglio del pacco e adesso andiamo a leggere tutto. Allora, qui c'è scritto modello E510MA e poi ci stanno tutti i codici a barre di questo mondo e di quell'altro. È solo un insieme di codici a barre. Da Asus Europe ad Amazon EU SARL, succursale italiana. Volete sapere? Qui c'è scritto, io penso di poterlo dire, perché Amazon EU SARL, succursale italiana, sta a Viale Monte Grappa 3 20 124 Milano. Ok, così ci avete, per chi vi può interessare, l'indirizzo della sede italiana, succursale italiana di Amazon Eur Sarl. Ok? Qui dentro ovviamente c'è scritto che ci sono delle batterie, avrete capito che è un PC portatile. Ok? Sempre con la massima cura, quindi coltellino rosso.
massima cura. Io poi sapete che per gli imballi sono fissato, non si deve rovinare nulla quando si sballa qualunque cosa, figuriamoci un PC portatile. Ovviamente qui c'è anche, vedete, il manico per portarlo in giro, è di una comodità l'imballo, ma i portatili erano fatti un po'. Io sono anni che non sballo un portatile. Quando ero in Ericsson di portatili ne sballavo una ventina al giorno anche, sì, perché poi li dovevo tutti installare, configurare, però adesso non lo faccio più da tanto tempo. Allora, qui c'è questo che si è incastrato, ok, perché noi andiamo ad aprire e quando apriamo c'è questa scritta In Search of Incredible, ok, imballato qui dentro questa superficie bianca ci dovrebbe essere proprio il PC. Ci sono poi tutte le varie, allora vi arriva così imballato e adesso un attimino, perché il PC lo vediamo dopo. Allora vediamo cosa ci danno in dotazione. Allora ci sono un po' di manualetti, ma molto sottili, molto piccoli. Allora a me serve, qui devi andare ad aprire, alimentatore molto dimensioni ridottissime. Andiamo subito a leggere, non si legge perché è scritto con un bianco su nero che non si leggerà, cioè è argento su nero, cioè non si leggerà mai, anche levando la pellicola. L'unica cosa che si legge è Asus, perché poi è scritto grigio, ma un grigio molto scuro. Questo per poterlo leggere bisogna andarci solo col cellulare. Input 220 volt si legge, output non si legge proprio niente. Va bene, comunque è un alimentatore esterno proprietario della Asus. Noi andiamo c'è anche lo stretch, in modo che questo cavo possa essere avvolto e riavvolto tramite questo stretch, ok, quindi è molto comodo lo stretch. Io ce n'ho tanti di quelli che si usavano per i rack, ce n'ho tanti perché servono per tenere insieme i cavi, ma comunque uso anche questi. Questi si trovano perché chiudono i pandori, chiudono il pane quando comprate il pane, eccetera. Sono dei fili metallici rivestiti. Allora andiamo a vedere, non ci dovrebbe essere altro, infatti non c'è nient'altro. Quindi vi arriva il PC portatile. Ok, noi andiamo a richiudere, anzi mettiamo queste istruzioni qui dentro, andiamo a richiudere. Ok, allora questa è la spina di alimentazione, ok, e noi ci andiamo a vedere tutta la prima accensione di un PC Asus nuovo, ok. Andiamo a vedere. Allora qui sopra, non so se conviene farvelo vedere di qua, ci sono tutte lettere, tutti i simboli, diciamo tutti i simboli. Su questa telecamera proprio non ve li fa vedere, su quest'altra un po' sì, si vede che ci sono tutti dei simboli. Sotto ovviamente l'etichetta Asus col modello, poi un domani che uno si scorda che modello è e va a cercare i driver. Qui sotto altoparlante destro e sinistro, ok, le cerniere, una e due, le cerniere del monitor. È abbastanza sottile, guardate, possiamo fare subito il paragone con l'altezza di un CD-ROM, è alto quasi quanto un CD-ROM, quindi è molto sottile, guardate. Ciao Willy, benvenuto, stiamo facendo l'unboxing di un PC portatile. Allora andiamo alle porte, ancora non l'ho diciamo aperto il PC. Qui c'è un USB, non è blu, comunque
Qui c'è un HDMI per un eventuale monitor esterno. Questo buchino piccolo è l'alimentazione. Questa è un'altra USB. Ah, qui c'è pure, questa dovrebbe essere l'USB-C, quella nuova dei telefonini nuovi. E qui alla grande c'è una presa per il microfono, dovrebbe essere per un microfono esterno. Sotto ci sono ovviamente tutte le viti, ok? Le viti, i piedini in gomma. Oh, a prima vista sembra un bellissimo PC, però dotato di pochissime porte, perché ha due porte USB, quindi se uno ha un mouse esterno, io infatti dopo lo prenderò dal PC portare di mia moglie un mouse esterno USB, poi ne rimane un USB sola, tranne vabbè questa USB-C, ma bisogna avere poi un cavo adattatore. E quindi questa è la corrente e adesso andremo a fare la prima accensione. Qui dentro, da quello che c'era scritto, ci dovrebbe essere Windows 10 e io oggi con voi vorrei vedere Windows 10 e, se ce lo permette, di fare anche l'aggiornamento a Windows 11, tutto in una live, visto che questo dovrebbe essere abbastanza veloce. Questa è la protezione della tastiera che trovate sempre nei PC nuovi. Io ne trovavo nere, ne trovavo bianchi così, dei fogli di carta velina. Questo è TNT, come questa, come l'involucro questo qui, pure questo è in TNT, tessuto non tessuto, ok? Sono tutte e due in TNT. Ok, andiamo a leggere le caratteristiche che sono scritte qui senza che ve l'avvicino. Asus E51Q e 510 voglio dire. Quindi vabbè, rapporto schermo sottile 18,1 mm, bene, batteria a lunga durata, apertura fino a 180 gradi, ok, leggero e portatile, leggero e leggero, Sonic Machine, Intel Pentium Inside, ok, facciamo la nostra solita, cioè il countdown, meno 3, meno 2, meno 1 e andiamo ad accendere. Asus in search of incredible, ok, qui già si vede che è installato, preinstallato, sta caricando Windows 10. Quando li sballavo io c'era Windows XP, ragazzi, come vi ho detto ne sballavo tanti al giorno. Just a moment in English, just a moment, voi non potete leggere perché è scritto in, cioè c'è il contrasto che non lo permette. Just a moment, just a moment, just a moment. Eccoci qua. Allora, lingue: inglese, Stati Uniti, tedesco, francese, italiano. Selezioniamo italiano. Solo un momento. Veloce e veloce, dentro c'è un SSD. Andiamo, gli diciamo sì. Siamo in Italia. Certo, sì, la tastiera è italiana, sì.
assolutamente no. Co- allora, una cosa positiva di questo PC, vabbè, i video di gattini lasciamoli. Sì. Allora, una cosa positiva di questo PC che volevo vedere anche insieme a voi era se aveva o meno la ricezione a 5 GHz. Ora, non confondiamo, vedete, allora le mie dirette poi prendono diciamo da spunto da quello che facciamo insieme per spiegarvi poi diciamo un'evoluzione, un qualcosa che io ho vissuto di cui io ho conoscenza. Allora, le reti wifi, non confondiamo le wifi col 3G, 5G, UMTS, GPRS, che quelle sono reti dati per cellulari. Allora, cominciamo a dividere. Allora, esiste il 5G che è per i cellulari, ok? Quindi il 5G lavora a livello di MAN, di Metropolitan Area Network, cioè in 5G sono coperti interi quartieri, intere città, ok? Quindi intere nazioni pure se vogliamo. Comunque il 5G è per la rete cellulare, ok? Diverso è parlare di 5 GHz. 5 GHz sono le nuove reti wifi casalinghe. Allora, le vecchie reti viaggiavano a 2,4 GHz, ok? Abbiamo potenziato al massimo la velocità del flusso dei dati all'interno dei 2,4 GHz, però con l'avvento dei film in 4K, dei film anche in Full HD, magari non compressi, che richiedono una grande quantità di dati nell'unità di tempo, quindi il passaggio dei dati per esempio da un NAS o da un servizio di streaming alla periferica di destinazione che può essere un PC, un telefonino, uno smart TV, quello che vi pare, necessitava di incrementare questa velocità. Con i 2,4 GHz non era più possibile, anche se siamo arrivati con la tecnologia N, praticamente all'interno di questa frequenza viaggiavano dei dati. Questi dati potevano essere più o meno compressi, più o meno elaborati. Nel tempo noi siamo passati dall'802. Non vi dico pure, sono tutti dei protocolli di trasmissione, il BGN, allora il B arrivava fino a 11 megabit, il G arrivava fino a 54, abbiamo spinto la N che però non arriva assolutamente alle velocità che ci permette il 5 GHz. Una cosa positiva di questo PC, quindi tutti i vecchi PC che volevate far andare con i nuovi router che vengono forniti dalle società di telefoniche, dagli ISP, dagli Internet Service Provider, quando sottoscrivete un contratto, i router ce l'hanno il 5 GHz, ma molte volte né i vecchi PC né i vecchi telefonini hanno questa tecnologia. Quindi dovete sempre collegarvi poi a 2,4 GHz che, come dicevo, è diciamo, una velocità più lenta di trasferimento dati. Ok? Quindi questo PC no, fammi riconnettere. Aspetta. Chiamare LAN 5G. Adesso gli do la password. Mi sto connettendo a 5 GHz. Poi consentire. Ok, missione compiuta, collegamento è fatto. Vi stavo dicendo appunto, eh, allora, non so se sentite quello che dice qui, vediamo un po' se riusciamo ad alzare un po' il volume. Sì. Vediamo che magia fanno, va. Mentre loro fanno le magie, e chi lo spegne il dispositivo? Vabbè, qui Cortana è un po'. Vabbè. Comunque starà facendo degli aggiornamenti, continuiamo a parlare,
Ciao Angelo! Sì, Cortana, io non ho mai avuto Cortana. Ah, mo vediamo se sta aggiorna da solo. Ciao Angelo, benvenuto. Ehm, vediamo se sta aggiorna da solo a Windows 11. Dovrebbe aggiornarsi da solo a Windows 11. E però che ci mancherebbe, comanda lei. Vabbè, Cortana io non ce l'ho mai avuto perché lavoro con Amazon, quindi e poi come dicevo, l'ultimo PC portatile che io ho sballato e ho installato c'aveva Windows XP e lì mi lavora. Faccia lei, lei. Vabbè, mentre loro stanno ancora lavorando, qui c'è scritto stiamo ancora lavorando, avessero faticà qua, vabbè, non spegniamo il dispositivo perché sennò che va a finire male. Quindi lasciamola a lavorare che cosa qua. Ah, ah, va bene. Parentesi chiusa, allora. Ho capito come riavvia su computer, che t'ha dicere. Vabbè. Vi stavo dicendo, in settimana avrete avuto su Facebook la richiesta di amicizia da un altro account che io ho cercato di configurare il più uguale possibile a quello mio principale, da cui fortunatamente adesso sto facendo questa diretta. Ok, praticamente in settimana si è verificato un errore sul mio account che sembrava irrisolvibile proprio perché era un errore solo del mio account che non me lo dava Windows 11. Ciao Angelo, grazie di essere passato, ma spero che si aggiorni da solo a Windows 11. Qui c'è scritto ciao, per chi mi sta guardando. È in corso la preparazione del computer, perché purtroppo con le mie telecamere non è che... Contratto di licenza di Windows 10. Devi selezionare accetta per poter usare Windows. Ovviamente puoi rifiutarti, ma se lo fai non potrai utilizzare Windows. Ma che mi rifiuto? Non mi rifiuto, no. Allora, accettiamo l'utilizzo di Windows. Solo un momento, dice. Ok? Allora, Digita il tuo indirizzo email o il tuo numero di telefono. Poi segui le istruzioni per accedere. ma Ci bisogna... rivediamo quando hai finito. Molto probabilmente sì. Accedi con una chiave di sicurezza, crea un account. Non posso accedere senza avere un account Microsoft. Allora lo andiamo a creare. Accedi con account Microsoft. Certo che Microsoft se non ti fa utilizzare Windows se non c'è un account Microsoft. E questo dovrò crearlo dopo allora. Perché bisogna vedere che account bisogna creare. Va bene, noi andiamo avanti con la diretta, no? Adesso poi vedrò. Non ero preparato a questa cosa che... vabbè, PowerShell Angelo, ma qui senza account Microsoft stavolta, io Windows 7 l'ho fatto senza account Microsoft. Ma qui vuole l'account Microsoft, vabbè, lo devo creare in un secondo momento. In questo caso mi ha fregato Cortana e mi ha fregato la Microsoft. Vabbè, vi dicevo che avete avuto la richiesta di amicizia da un account identico al mio, ero io, è il mio secondo account perché il mio primo account, come dicevo, si era corrotto. Era un problema che riguardava solo il mio account e io, dato che Facebook è gratuito, che l'assistenza Facebook praticamente non esiste, proprio perché è gratuito, io avevo perso le speranze di vedere risolto questo problema. L'unico modo era aspettare che qualche server, quindi provvisto di cache, di temporanei eccetera, legato al mio account venisse riavviato e che magari le cache del mio account si ripulissero per poter poi magari accedere a Facebook di nuovo con quell'account. Nel frattempo però io, siccome ci lavoro, voi lo sapete, adesso sto spessissimo dietro al PC e soprattutto dietro a Facebook per fare pubblicità anche ai siti che vedete sotto che scorrono. Allora ho dovuto creare un account di backup e con il cellulare, mettendoci un sacco di tempo perché compariva questo messaggio che si era verificato un problema e stavano risolvendo,
si è verificato un problema, stiamo risolvendo, con questo cosa che si apriva, cercando tra un'apertura e l'altra, mi sono reso amministratore del secondo account creato appunto 2 giorni fa, su praticamente tutti i gruppi che gestisco, che sono tantissimi. Voi lo sapete, io sto su Facebook con il mio vecchio account dal 2008. Mi registrai con un account ancora più vecchio che andò perso, anche perché faceva parte di Facebook americano, nel 2006, quindi era, diciamo, albori di Facebook, in quel periodo, quindi più o meno tutti gli account, i più vecchi, si sono registrati nel 2008, quando è approdato in Italia Facebook. Ok? A parte che mi dispiaceva, perché lì c'è gran parte della mia vita, dal 2008 ad oggi, cominciano ad essere tanti anni, quindi mi dispiaceva aver perso tutto quanto, quindi ho scritto, ho fatto segnalazioni a Facebook, ma secondo me non è stato nessuno a risolvere il problema, ma durante la notte secondo me i server si riallineano, si riavviano, e quindi ehm, praticamente le cache si saranno pulite, si saranno svuotate, e a quel punto il mio account il giorno dopo ha ricominciato a funzionare correttamente. Quindi adesso ho 2 account. Un consiglio che do a tutti quelli che mi seguono è di creare un account di backup, un altro account, e ogni volta che create un gruppo o fate delle operazioni molto importanti su Facebook, rendete anche l'altro amministratore, l'altro utente amministratore di quei gruppi, di quelle pagine che create, perché così, se succede qualcosa al vostro account principale, potete continuare a gestire i gruppi con l'account, chiamiamolo di backup. Ok? Allora, adesso io volevo fare, mentre questo installava Windows 11, però purtroppo, se vado su crea un account, facciamo crea un account, lo creiamo un account, solo un momento. Configura un account per te. Puoi utilizzare il tuo indirizzo email o posso aiutarti a creare uno nuovo. Creiamo un nuovo indirizzo email, @outlook, facciamo così, Asus laptop @outlook.it. Non c'è un indirizzo temporaneo, qualcosa, numero di telefono no. Usa il tuo indirizzo email, però no, questa è una cosa che va fatta un po' più, perché qua crea un indirizzo email direttamente sull'account Microsoft Outlook.it, quindi va fatto con più calma. E allora a noi c'era rimasto da fare, poi semmai apro un'altra volta un'altra diretta dopo che ho passato questa fase, e vediamo magari, perché devo fare un paio di telefonate, non si può fare così. Allora, a questo punto vado a fare l'unboxing, così, di questo paccone, e qui dentro invece il vinile c'è il vinile. Allora, e io li odio perché questi pacchi hanno una colla molto potente, e quindi non c'è apertura facilitata. Ecco, ci sto a mettere più tempo a aprire questo che apri il PC, quando usano ste buste al posto delle scatole è un problema. Oh, ce l'abbiamo fatta. Usiamo il coltello e andiamo ecco, tiriamo via. Questo è un vinile, eccoci qua.
andiamo ad eliminare questo. Oh, guardate qui. Allora, questa vi dico subito che è una versione, come dice qui, io vi... Opla! Qua vi faccio vedere, non vi faccio vedere, ok? In quel targhettino c'è scritto edizione limitata, numerata ed autografata, esclusiva Amazon.it. Io quando vedo queste edizioni, e magari il disco mi piace anche, cerco di prenderle sempre per collezione, perché come vedete io ne compro una sola, non è che ne vado a comprare 10 perché poi un domani me le voglio rivendere, assolutamente. E poi, come chi mi segue saprà benissimo, io ne pubblico tantissime, ne escono di edizioni limitate, numerate, autografate, ogni mese ne escono decine dei più disparati autori, quindi diciamo che se un autore mi piace ed esce una versione così, tra l'altro ad un prezzo abbordabile, perché l'importante è anche il prezzo, in faccia Piero Pelù, edizione numerata e autografata, vinile trasparente da 180 grammi, non sembra 180 grammi, comunque ecco, rivediamo un'altra volta un'altra cosa, vedete? A me c'è scritto 983, edizione limitata 983. Allora, innanzitutto non vedo l'autografo, starà dentro, sicuramente. Ma io adesso questo non mi va di aprirlo, voi lo sapete, poi me li apro con calma quando posso sentire i vinili. Voi avete visto già che qua dietro ancora non c'è il presepe, devo vedere di liberare spazio, c'è ancora la roba della pizzeria qui che ci vuole un sacco di tempo, purtroppo pure queste dirette come vedete portano via tanto tempo. Allora, lato A, lato B, quindi questa è un'edizione numerata e autografata, vinile trasparente, 180 grammi, in faccia di Piero Pelù, un bellissimo, non so se si trova ancora su Amazon, bisogna andare a vedere, ma mi sa che non si trova più, questa è uscita già parecchio tempo fa, io è quasi un mese che ce l'ho lì pronta. Copia numero 983, e questi sono, come vedete, i brani che ci trovate dentro. Eccoci qua, lato A, lato B. Vi faccio vedere bene la copertina su quest'altra videocamera. Piero Pelù in faccia. Allora, a questo punto sapete che faccio? Io mo lo creo questo account, poi vedremo, perché così voglio andare avanti. Allora, glielo scriverò. Allora, però con un altro indirizzo email, mo cominciano a esserci già tutti utilizzati. Già hai usato pure questa. Allora,
metti paese, era geografico e la tua data di nascita. Non ci interessa la data di nascita. Informazione obbligatoria. E ci mettiamo 01. Mettiamo 01 01 74. Non te lo voglio dare. Ma è possibile che bisogna dargli tutte queste informazioni? Mm. 1 1 che può essere gennaio 1 gennaio, sì, sta parte qua è un po' complicata, devo dire la verità. Sì, e quando ci arrivo io a 74 così? 5 4 3 78 77 76 75 74 1 gennaio 74, vediamo. La tua informazione di sicurezza per proteggere il tuo account, la useremo. No, telefono non c'è. Aggiungi un indirizzo email alternativo. E mo ci devo mettere quello mio per forza. Attendi. Solo un Puoi momento. configurare un PIN? No. 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 Ah, Cortana, no. Non voglio creare un pin, come si va avanti? Qualcosa richiede solo pochi utenti una creazione ti offre un accesso per sicuro un pin di Windows e low. Funziona solo sul tuo dispositivo, quindi non viene trasmesso sul web. Il pin non può essere uno schema numerico comune. Mm. E devo scrivere tutte queste cose, sennò poi bisogna resettare tutto. Ora scegli se vuoi consentire a Microsoft e alle altre app di usare la tua posizione per fornirti indicazioni stradali e informazioni su meteo e altro. No. Guardate E se comunque. mai dovessi perdere il tuo dispositivo, qui è dove puoi scegliere se ti serve aiuto per trovarlo. Mettiamoci di sì. Attiva trova il mio dispositivo e usa i dati di posizione del dispositivo per aiutarti a trovarlo. Vabbè. E allora quella di prima no. Scegli poi se vuoi o meno consentire a Microsoft di diagnosticare e risolvere i problemi. Mettiamoci no perché sennò sta sempre a E dati. se vuoi contribuire a migliorare il riconoscimento e i suggerimenti per la lingua per le app e i servizi eseguiti in Windows. No. Se vuoi consigli, suggerimenti e offerte personalizzate, seleziona accetta. Ottieni esperienze personalizzate con i dati di diagnostica. Vabbè. Infine, per queste impostazioni, scegli se vuoi o meno che gli annunci siano più pertinenti per te. Va bene, dai. Accetta. Solo un momento. In base alle attività scelte qui, otterrai un'esperienza personalizzata durante la configurazione del dispositivo. Vabbè. Con qualche trucco potrai usare il tuo telefono Android dal PC. Effettua chiamate,
Addirittura. mobili e altri. Mazza, oh. Se ti Vabbè, solo un momento. Ammazza, è esagerato sta cosa. Vabbè, vediamo se c'è da accesso, va. vuoi salvare automaticamente file e foto in remoto su OneDrive per avere una copia di riserva? Salva i file solo in questo PC. Il PC include la valutazione gratuita di un mese di Microsoft 365. Vuoi usarla? Rifiuta. Solo un momento. Ciao, sono io, Cortana. Posso avere il permesso di utilizzare le informazioni che mi servono per aiutarti al meglio? Non ora. Il produttore del tuo dispositivo vorrebbe le tue informazioni di contatto per inviarti aggiornamenti e siti. No, grazie. Per risparmiare tempo durante il processo di registrazione come membro ASUS, accetto di salvare il mio indirizzo email su questo dispositivo. Accetto, no, no. No. Vediamo le novità di Windows. Ragazzi, è veramente, cioè troppe domande. Prima faceva meno domande personali Windows e più domande tecniche. Ci siamo quasi. Dobbiamo solo ritoccare ancora alcune cosette e poi Windows sarà tutto tuo. Se serve aiuto, siamo qui per te. Immagino che tutta la Microsoft sarà qui a lavorare per me che sto configurando questo PC. È in corso la preparazione del computer. Immagino proprio, che Microsoft veramente... Mi scrivo un attimino le password, scusate che io mi scordo tutto, quindi me la vado a scrivere un attimo la password. Ok, l'operazione potrebbe richiedere alcuni minuti. Ok, quindi quello che volevo praticamente, adesso vediamo insieme. Allora, abbiamo fatto già l'unboxing del disco di Piero Pelù in faccia, edizione limitata. Colgo l'occasione sempre per parlarvi di questa edizione limitata, prima mi sono fermato. Allora, questa edizione limitata, copia numero 983, non ci dà modo di sapere, quasi fatto c'è scritto, ci dà modo di sapere quante copie ne sono state stampate di questo vinile, proprio perché manca il numero di copie totali. Quindi io ho la copia numero 983 di 2000, 2005, 5000, non si sa. Allora, ok, qui si è avviato il PC. Io adesso metto subito Windows Update, verifica disponibilità di aggiornamenti per vedere se mi fa l'aggiornamento automatico anche a Windows 11. Quindi adesso sono andato su Windows Update, questo è Windows Update, questa finestra bianca che vedete che non si legge niente dalla telecamera, e sto facendo gli aggiornamenti. Fai clic o tocca qui per informazioni su come OneDrive, ecco, è partito con il download di numerosissimi aggiornamenti. Io qui ho la fibra, quindi diciamo che la velocità verso i server Microsoft è massima, ok? Vado anche a 80-90 megabit al secondo, quindi diciamo la velocità infatti li scarica tutti molto velocemente, sto vedendo, e quindi sta aggiornando pure Asus, sta facendo .NET Framework, Defender, sta aggiornando sistema, Intel Corporation, i driver saranno del processore e del controller, aggiornamento Windows 10 20H2, e questo è quello più grande di tutti, infatti sta al 5%,
perché gli altri corrono parecchio proprio. Questo già sta al 78, questo sta all'80, riavvio necessario, ma sta ancora lavorando, quindi me lo dirà lui quando dovrò riavviare il computer. Diciamo che è molto molto rapido questo Asus, eh. Poi tra l'altro sto vedendo il monitor è molto luminoso, e si vede molto molto bene, quindi poi installeremo un attimo tutti i programmi tipo Specci per sapere poi tutte le periferiche che fanno parte di questo PC, che periferiche sono e tutto. Però adesso volevo vedere di fare gli aggiornamenti. Ecco, questo sta al 97%, 100%, 47, 25, qui dice addirittura riavvio in sospeso per l'Intel Corporation. Stiamo facendo, diciamo, il download di tutti gli aggiornamenti. .NET Framework, .NET, tecnologia .NET, quindi tutti gli aggiornamenti. La prossima versione di Windows è disponibile nuove funzionalità e miglioramenti della sicurezza. Quando si è pronto per l'aggiornamento, cliccare su scarica e installa. Allora, questo sta al 60%, io aspetto che c'è un riavvio pianificato, però lo devo cliccare io. Allora, sta lavorando perché ci sono anche ora questi due aggiornamenti, questo sta al 60% e questo al 33%. Ovviamente qui dentro c'è un SSD, quindi è molto molto veloce. Sto vedendo che corre proprio parecchio questo PC. Questo PC è stata un'offerta Black Friday su Amazon. Allora, approfitto di qualche minuto di tempo per dirvi di andare a visitare il sito www.classe74.it. Lì già li trovate, ma troverete anche delle aree dedicate ai PC sia fissi che portatili e ai monitor, anche altre periferiche disponibili su Amazon. Quindi ci metterò anche tastiere, mouse, hard disk esterni, pennette USB e quant'altro, ok? Perché diciamo un'area dedicata a questo mondo ancora non c'è. Non andrò nel particolare, perché poi uno navigando poi su Amazon sceglie le proprie marche preferite. Asus, HP, Acer sono marche molto molto buone, però su Amazon ci sono anche dei PC portatili magari con le stesse caratteristiche, un po' più economici, che sono diciamo di marche un po' più sconosciute, chiamiamole cinesi, ma anche queste marche grosse fanno parecchi dei componenti anche in Cina. Non è detto che magari anche questo non sia made in China, però diciamo che quando la Asus ci mette il suo loghetto, che per esempio sta qui, è garanzia, diciamo, di qualità. Questo PC da cui sto facendo la diretta, che è un fisso, c'ha una scheda madre che è stata comprata mi sembra nel 2012, quando aveva ancora Morena Computer, e la scheda madre Asus ancora non ha mai dato neanche un problema, ok? E quindi diciamo per me questo è garanzia di qualità. Quando uno va a comprare un PC non deve solo vedere, diciamo, le caratteristiche tecniche, ma anche la marca, perché anche la marca vuole la sua, è molto importante, diciamo, non solo per quanto riguarda i centri di assistenza nel caso che uno abbia un problema magari nel periodo di garanzia, perché purtroppo poi questa è tutta tecnologia che una volta che si è rotta fuori garanzia la riparazione costa talmente tanto che magari non conviene metterci le mani, ok? Quindi diciamo le marche importanti garantiscono, diciamo, una durata maggiore anche dei componenti, perché vengono usati magari sempre in Cina, però dei componenti di qualità superiore, ok? Allora, riavvio in sospeso, download in corso, sta ancora lavorando, questo pure, questo ha fatto il 100%, aspettiamo un attimo perché vedo che sta ancora lavorando, ci sono delle finestre che si aprono e si chiudono in automatico. Io direi che a questo punto si può riavviare. Allora, clicchiamo su riavvia ora, sto eseguendo il riavvio. Allora, quindi niente, presto su www.classe74.it, che è il sito
che da cui è nato tutto quel mondo che io ho creato per quanto riguarda i consigli di articoli da acquistare che trovate tranquillamente e potrete acquistare in autonomia su Amazon, è nato tutto praticamente da classe74.it. Vedete, questo PC è molto veloce perché ecco gli aggiornamenti, guardate, cioè l'avvio è veramente qualche secondo, allora pin, ci mettiamo il pin, ok, e riandiamo a vedere Windows Update e andiamo qui. Allora mi telefonano da casa e non posso rispondere adesso. Allora, Windows Update, al dispositivo mancano importanti correzioni di sicurezza e di qualità e sta aggiornando. Allora, io cliccherei qui su scarica e installa il nuovo aggiornamento 21H2, anche se sta installando il 20H2. Ovviamente il sistema operativo a 64 bit. Ok. Allora, un attimino solo gli rispondo. Pronto? Non ho fatto a tempo. Non mi chiameranno sul cellulare sicuro. E niente. Sta lavorando, quindi vediamo pure gli aggiornamenti facoltativi. Aggiornamenti driver, scarica e installa. Ok, Windows è pronto e include migliorie relative ad affidabilità, prestazioni e sicurezza. Ok, verifica la disponibilità di aggiornamenti. Sta verificando la disponibilità di aggiornamenti. Allora, stiamo facendo appunto il primo avvio in tempo reale, quindi lo vedete con me, l'abbiamo aperto questo PC, stiamo facendo gli aggiornamenti, tutto quanto, il tempo è quello che vedete, è 1 a 1, non c'è velocizzazione, non c'è niente, 1 minuto e 1 minuto reale, ok? (20H2) per sistemi H basati su x64, quindi a 64 bit. Allora, download in corso, aggiornamento per la piattaforma anti-malware di Microsoft Defender antivirus. Ovviamente questi PC arrivano tutti quanti con l'antivirus oramai collaudato, c'era anche su Windows 7, Windows Defender, che è molto, molto buono, diciamo, ed è gratuito soprattutto. Non bisogna installare i vari Avast o AVG e simili, o addirittura il miglior antivirus all'epoca mia, di quando avevo Morena Computer, era Kaspersky. Kaspersky era un ottimo antivirus, però di contro c'aveva che era molto pesante come software, perché andava a controllare tutto quello che facevate sul PC e i comportamenti sospetti venivano tutti quanti segnalati. Ok, sta installando, installazione in corso, 14%, 16, 21, come vedete corre perché la velocità della rete c'è, dentro c'è un SSD, c'ha 8 giga di RAM, anzi andiamo a vedere, poi come vi ho detto scaricheremo, non lo so, personalizzo, no, scaricheremo insieme il programma che ci dirà tutto di questo PC. Andiamo a vedere con gestione attività. Mi trovo male un po' col touchpad, però funziona benissimo, è sensibilissimo e va benissimo. Allora, più dettagli, ok, andiamo a vedere memoria, prestazioni, c'ha 4 core, processori logici 4,
memoria c'ha 8 giga, in uso 3,3, disponibile 4,5, ok, vincolata ci sono circa 3 giga, ok, e c'ha 4 giga di cache. E poi la paging, ovviamente quella che poi viene appoggiata sul disco, sono 400 mega. Diciamo che lavora abbastanza bene. Il disco è un SSD, mi pare dovrebbe essere da 256 giga, sì, perfetto. Sono 239 giga formattato tipo SSD, fa il debugging, sì, e infatti lavora, che è uno spettacolo, cioè la velocità la vedo, perché so quello che sta facendo in background, sta installando. Come vedete, questi flash che vedete sono l'installazione di tutti gli aggiornamenti, ovviamente, che sta facendo. Installazione in corso che sta andando. Voi non potete vedere la scritta perché la mia videocamera, questa qui, non ha la, diciamo, la risoluzione sufficiente. Allora, sta lavorando, installazione in corso 21%, e noi invece parliamo di www.legolando.it. Si avvicina il Natale e magari qualcuno può avere un'idea di regalare qualche set di Lego a qualche, ma non solo ai bambini, perché come vi ho detto in molte dirette, i Lego oramai vanno dai 0 ai 99 anni, quasi 0 no, perché poi si ingoiano, diciamo dai 3 anni ai 99. Diciamo, ci sono i Lego Duplo che hanno dei pezzi abbastanza grandi da poter essere utilizzati anche dai bambini di 3, 4, 5 anni, anzi a quell'età cominciano ad avere tanta fantasia pure per utilizzare, diciamo, i mattoncini in modo diverso da quello che viene raffigurato sulle scatole, sulle confezioni, ok? Quindi diciamo che i Lego vanno dai 3 ai 99 anni, perché c'è per esempio Lego Star Wars. Ultimamente avrete visto dovunque la pubblicità dei vari caschi, ci sono tante vetture che hanno una complessità molto molto alta e quindi adatto ad un pubblico più grande, e infatti anche il prezzo e il numero di pezzi contenuti dentro queste confezioni li rende adatti ad un pubblico adulto. Mentre ci sono Lego City, Lego Friends, tanti altri set di Lego Ninjago, che sono più adatti ai ragazzi. Ma quello che è vero è che la Lego è adatta a tutte le età e si può crescere insieme ai mattoncini Lego. Per questo ho creato il sito legolando.it. Legolando c'è anche su Telegram, Legolando c'è anche su Facebook. Quindi andate a cercare il gruppo Telegram o la pagina Facebook per sapere appunto quali sono i nuovi set che escono o quelli che io consiglio. Qualche volta ne consiglio pure qualcuno che sta in offerta. Ovviamente l'offerta deve essere vantaggiosa. Quando l'offerta non è vantaggiosa io addirittura ci scrivo solo il prezzo, e magari su internet trovate offerta 2, 3, 5 euro di sconto. Per me non è un'offerta vantaggiosa, perché si risparmia proprio poco, ma quando per me è un'offerta vantaggiosa, ecco, se si riescono a risparmiare 10, 15, 20 euro, però purtroppo questi risparmi ci sono sui set un po' più costosi, che quelli che magari uno si può comprare appunto soltanto se vengono messi in offerta. Ok? Allora, questo sta andando, installazione in corso, lo lasciamo andare. Tempo di attività 4%, aggiornamento cumulativo per Windows 10 20H2 per sistemi basati su x64. Sta installando l'aggiornamento numero KB5007186. Come sapete, la Microsoft, ecco, facciamo un altro flashback nella mia storia. Allora, vi parlo del servizio WSUS, Windows System Update Services.
quando io facevo il sistemista, voi dovete sapere che non sempre abbiamo avuto queste ADSL super veloci, non sempre abbiamo avuto le connessioni internet ultra veloci, e quindi che cosa si erano inventate le società che avevano decine se non centinaia di PC da tenere aggiornati con il Windows Update. Diciamo non proprio le società, diciamo la Microsoft aveva messo a disposizione all'interno del suo sistema operativo server un servizio che si chiamava Windows System Update Services, WSUS. Ok, questo andava configurato su un server. E cosa faceva questo servizio? Praticamente sul server aziendale, che stava in una LAN, quindi tutti i PC erano connessi a questo server alla massima velocità. Poi questo server poteva essere connesso con i server Microsoft pure a velocità lente, con una CDN a 2 megabit. Non era importante, perché questo server piano piano si scaricava lui gli aggiornamenti a seconda di come era configurato questo USUS per tutti i software Microsoft, ivi compreso tutto Office, i driver certificati Microsoft, diciamo tutto quello che c'era e che uno configurava su questo server da scaricare, il server se lo scaricava in locale e poi lo distribuiva lui ai PC, quindi diventava lui un Windows Update Server, ok? E quindi questo serviva quando tanti decine se non centinaia di PC si connettevano alla rete, avrebbero congestionato la rete verso internet. Se il server fosse stato quello della Microsoft, se uno ha una 2 mega, magari gli impiegati di una ditta arrivano ad orari diversi, accendono i PC e comincia a fare gli aggiornamenti, magari degli aggiornamenti erano pure abbastanza grandi, e quindi si intasava la linea internet. Per evitare questa cosa Microsoft si inventò il WSUS, Windows System Update Services, che scaricava in locale sul server, diciamo, dell'azienda tutti gli aggiornamenti, e i PC li prendevano questi aggiornamenti direttamente dal server in LAN e non da internet. Ok? Come sapete, ovviamente ogni azienda aveva dei software standard, pure stesso di Office, oppure dei driver standard. Se avevano tutti quanti PC Asus, era inutile andare a scaricare. Sì, la prossima diretta la dedichiamo alla musica, sì sì sì, perché c'ho da aprire lì, c'ho qua, questa busta, che la dedicheremo parecchio alla musica alla prossima diretta, molto più che come in questa che abbiamo sballato solo Piero Pelù in faccia. Allora, questo sta ancora facendo aggiornamenti, tra l'altro, quindi io direi che posso cliccare anche qua. Allora, e quindi venivano distribuiti dal server dell'azienda, configurato magari per tutti i PC Asus, quindi i driver solo della Asus e di tutte le periferiche, che ne so, Intel, erano tutti quanti Intel, e quindi tutti i controller Intel. Era problematico configurarlo questo servizio all'interno di Windows Server, però una volta configurato correttamente evitava, diciamo, l'intasarsi della connessione verso internet, perché poi uno non riusciva più neanche a mandare una mail, proprio perché la connessione verso internet non era super veloce come oggi. C'è tutta dei protocolli molto migliorati nella connessione internet. Noi non pensiamo che questa fibra ottica che arriva è veloce solo perché viaggia su fibre ottiche. Siamo riusciti a limitare al minimo gli errori che si creano durante diciamo, il trasporto dei dati, perché all'epoca c'erano anche i vari CRC, quindi oltre al dato passavano pure una certa quantità di errori che venivano, diciamo, corretti da chi trasmetteva in ricezione, dalle due parti. Ovviamente noi sappiamo che internet funziona in full duplex, vengono inviati e ricevuti in continuazione dati, e quindi tutti e due i dispositivi che inviano e ricevono dati hanno una correzione dell'errore molto molto rapida. In caso di errore vengono reinviati i dati e in questo caso si creano rallentamenti. Ora, se questi rallentamenti avvengono
su linea ad altissima velocità non creano grandiosi problemi. All'epoca potevano creare anche grossi problemi. Ok? Allora, questo sta ancora lavorando. Io direi che posso fare un riavvio io, così. Allora, riavvia il sistema. Sto eseguendo il riavvio, così poi vediamo se ci propone Windows 11 come aggiornamento. Vedete, preparazione di Windows, non spegnere il computer. Sta preparando Windows, non spegnere il computer. Allora, che dire invece di StarWarsStore.it? StarWarsStore.it è un sito che è nato perché io sono un fan di Star Wars e navigando su Amazon ho visto che c'era una marea di materiali, di merchandising su Star Wars. Allora ho detto, ma perché non dargli un ordine a tutto questo materiale che c'è? Perché lì, diciamo, non è messo veramente bene in ordine. Cioè lì su Star Wars ci sono, a partire dai film su Blu-ray, 4K, DVD, quello che volete, anche i vinili, anche le tende, anche le presine da cucina, anche i cuscini, Lego Star Wars, diciamo, c'è anche Pandora che ha fatto dei braccialetti di Star Wars, ci sono portachiavi, diciamo c'è un merchandising enorme su Star Wars. E quindi io ho detto, mettiamo ordine un po' a tutto questo materiale che è disponibile su Amazon, le action figure per esempio, i Funko Pop, c'è talmente tanto materiale su Amazon riguardo a Star Wars che mi ha spinto a creare Vinyl Vision. Un caro saluto a tutti, ciao, alla prossima. Grazie Willy di essere stato qui. Io, perché sto facendo questa diretta, voglio vedere se ecco, è un'ora e 10, massimo un'ora e mezza, poi la interrompo ovviamente, perché poi anche io ho altre cose da fare, questo magari continuerà. Nell'arco dell'ora e mezza voglio vedere se riesco a far vedere ai nostri amici, a chi mi guarda, l'installazione pure di Windows 11, ma a quanto pare questo sta preparando Windows, ma non ci vuole così poco a fare questa operazione. Allora, andiamo avanti. Quindi Star Wars, c'era tanto materiale, lo trovate tutto bello ordinato su www.starwarsstore.it. ok? Preparazione di Windows, non spegnere il computer, e chi lo spegne, però ci sta mettendo veramente veramente tanto. Ok, anzi, sapete che c'è? Io direi di fare una pausa, ci rivediamo quando avrò installato tutti gli aggiornamenti di Windows 10 per poi passare all'aggiornamento a Windows 11, perché qui vedo che ci vuole parecchio tempo. Preparazione di Windows, non spegnere il computer. Scusate un attimo, torno subito. Eccoci qua. Qui il PC non ha fatto assolutamente niente. Preparazione di Windows a non spegnere il computer. Come vedo, la Microsoft ha fatto di tutto per rendere più veloci i suoi sistemi operativi,
e anche i costruttori di hardware con i vari SSD eccetera, ma a fare questi aggiornamenti, queste cose ci vuole sempre un sacco di tempo. Quindi tutte queste cose che si dicono in giro, io ve l'ho detto, l'ultimo PC che ho sballato aveva Windows XP e più o meno ci voleva sempre lo stesso tempo ad installarlo. Vi dico un po' allora, nel frattempo vediamo un po' se si riavvia. Vi parlo un po' di renijstore.it. renijstore.it è un sito a cui io sono parecchio affezionato. Perché io sono, come sapete, diciamo, un appassionato di musica in tutte le sue salse, in tutti i suoi generi, e quindi praticamente anche di come viene ascoltata questa musica. Renij Store è nato proprio per darvi dei consigli su quali apparecchi acquistare per sentire la musica, siano essi casse attive o passive. Che differenza c'è tra casse attive o passive? Praticamente quelle attive le attaccate direttamente alla corrente e ci fate arrivare solo il segnale audio, mentre quelle passive hanno bisogno di un amplificatore esterno che gli mandi il segnale già amplificato. Ok, quindi le casse attive e passive le trovate sempre sul sito, gli amplificatori da utilizzare con casse passive li trovate sempre sul sito. Poi, essendo io un DJ anni 80-90, vi ho messo anche tante console, sia standalone che console che richiedono il PC. Standalone significa quelle console che lavorano indipendentemente dal PC, mentre diciamo altre console richiedono per forza la connessione via USB a un PC con un software, ok, che normalmente viene dato insieme alla console. Ci sono anche tanti mixer, giradischi sia a trazione diretta che a trazione a cinghia, ok. Ci ho messo anche un'area dedicata alle dirette, perché molte dirette, soprattutto negli anni 2016, 17, 18, venivano fatte da DJ e venivano quindi trasmesse tramite dei cellulari. Poi piano piano siamo arrivati anche a trasmettere col PC, quindi si è rivelato necessario un green screen, delle webcam migliori di quelle che venivano date diciamo con i PC portatili, tutto questo lo trovate su renijstore.it. Mi hanno chiesto anche i mobiletti per metterci sopra, che ne so, le console, Xbox, PlayStation, lettori Blu-ray, magari un amplificatore 5.1, quello che volete. Io ho messo anche i mobiletti stile anni 80-90, quando avevamo gli sterei che invece erano composti da giradischi, tuner, equalizzatore, amplificatore, lettore CD per chi ce l'aveva e piastra a cassette. Quindi tutti questi componenti me ne hanno messi dentro a dei mobiletti, e io su quello stile lì ho pubblicato dei mobiletti in cui invece di metterci, che ne so, la piastra a cassette, il tuner eccetera, l'equalizzatore, ci potete mettere la Xbox, la PlayStation, e chi più ne ha più ne metta. Va bene, io vedo che questo PC ce ne avrà ancora per parecchio, quindi vi saluto. Vi ringrazio di avermi visto, e nel caso magari più tardi vedremo l'installazione di Windows 11 proprio su questo PC, una volta che ha finito l'installazione di tutti gli aggiornamenti di Windows 10, perché purtroppo qui siamo arrivati a 1 ora e 16 di diretta, direi che può bastare. Ok, magari ci vediamo dopo, se non ci vediamo ci vedremo alla prossima diretta, che dovrebbe essere quella per sballare questi vinili acquistati presso la discoteca laziale. Mi raccomando, cercate discoteca laziale su Facebook, andate sulla loro pagina Facebook e cercate il calendario dell'avvento della discoteca laziale. Andate ad aprire la finestrella di oggi e andate a vedere che offerta c'è valida fino alla mezzanotte di oggi. Grazie a tutti per avermi seguito ed alla prossima diretta. Grazie a tutti, ciao, ciao, alla prossima.